Allora, qui al nostro Hot Corner alla Mostra del Cinema di Venezia continuano gli incontri. Questa volta abbiamo Giorgia Fasce che ci racconta che esperienza è: 1, venire a Venezia, 2, venire con Marco Bellocchio e il suo corto Non posso permettermi. Che uno dice già vai a Venezia, È un vabbè, è sogno. già. In più porti un cortometraggio diretto da Marco Bellocchio, poi diciamo, ci sono cose peggiori nella vita. Un sogno. Io ho pianto la prima volta che mi hanno chiamata per fare Se posso permettermi il primo capitolo, la seconda volta e recentemente per Venezia, di gioia ovviamente. Quando hai saputo che sarebbe stato proiettato a Venezia? Un mesetto fa, infatti è da un mese che sono agitata perché non vedo Tu eri mai l'ora. stata qui? Ero stata l'anno scorso, cioè sono stata l'anno scorso in giornata da visitatrice, infatti mi sono guardata intorno e dicevo che sogno sarebbe essere lì con un film. E tac, Non pensavo che e tac. sarebbe successo subito così. E adesso che sta succedendo? Mi sento veramente dentro un sogno, infatti cerco di godermi al massimo questi giorni e sono molto agitata ma molto felice. Senti, com'è stato essere diretti da Marco Bellocchio innanzitutto? Marco Bellocchio è un maestro, davvero, davvero era il mio sogno lavorare con lui e parlo per me, io ho sentito subito una fortissima complicità, mi sembrava di capire le sue necessità così, velocemente. Cioè è stato facile comunque, non è stato... Ma perché lui è troppo bravo. Ma esigente stato- sul set lui? Sì, però c'è molto scambio, almeno questa è la mia esperienza, voglio parlare per me. Nel senso, lui dà indicazioni, però Ti lascia. ascolta molto. Poi ti e- lascia andare, diciamo, non è che sta lì a... Sì, osserva e tiene quello che gli Grande piace. osservatore Bellocchio, Sì. Lui osserva sempre. Diciamo che forse è stato un goccino più semplice del previsto, ma perché lui è troppo bravo. È un genio. Tu sei veramente bravo e poi sembra una banalità, però quando parli è una persona che ascolta veramente. Sì. No? Anche Sono- umanamente, Sì, sì. secondo me è una bellissima persona, lui e tutte le persone che gli stanno intorno. Esatto. Raccontaci un po' cosa vediamo in questa seconda parte del cortometraggio. Allora, nella seconda parte ritroviamo il protagonista, che è sempre Fausto Rossualesi. Grande attore feticcio di grandissimo, Bellocchio. grandissimo attore, che nell'arco di una giornata, in realtà rispetto al primo si è impoverito e quindi ha necessità di vendere la casa di sua madre, dove vive con Barbara Ronchi, che è la sua, diciamo, la sua aiutante nelle Che tra l'altro faccende tutti e due erano domestiche. in Rapito anche, no? L'ultimo film. Esatto, esatto. E E tu arrivano- quando appari? Io sono la figlia del carabiniere del paese, che sarebbe Pier Giorgio Bellocchio, Ok. e sono proprio... Quindi tu sei la figlia del figlio di Bellocchio. Esatto, esatto. E proprio all'inizio, diciamo nella prima, cioè Sì, sì, in una certo. delle prime scene. Non so poi quanto E basta, posso beh, spingermi questo no, nel infatti, dire, infatti. perché magari non so cosa meglio posso che, dire, meglio che cosa non non dici posso niente. dire. Senti Giorgio, quando hai avuto tu la folgorazione per questo mestiere? Quando hai capito? Io in realtà da molto piccola, perché ero timidissima e quindi una psicologa consigliò a mia madre di iscrivermi a un corso di teatro e lì iniziai tipo a 6 anni. Poi durante la mia adolescenza ho passato tanto tempo con 2 attori genovesi, insomma, perché erano i genitori del mio primo fidanzatino. E chi erano? No. si può dire. Vabbè, erano Vabbè, Carla insomma. Signoris e Maurizio Crozza. Due così, insomma. E quindi ho passato tanto tempo con loro e mi sono davvero appassionata, mentre prima lo facevo per hobby, mi piaceva, però ero una bambina, sono cresciuta in teatro, Certo. perché appunto... con loro mi sono proprio appassionata, perché mi hanno portato spesso al cinema, parlavamo spesso, tutte le domeniche guardavamo dei film e li commentavamo. Ah, ok, quindi sei entrata proprio nel mood. E quindi poi da lì, dopo il liceo, ho pensato di fare i provini e poi li ho passati e quindi io E vai, adesso sei dentro. Senti, attrice preferita? Julia Roberts. Film del cuore? Notting Hill. Notting Hill. Diciamo, E l'altro di Julia Roberts che c'hai, se no? Qual è?
Ma Giulia Roberts anni 90? Sì, Cioè pure ma Pretty in Woman. realtà a me lei piace, oh mamma mia, faccio un caos. Ti piace A me lei sempre? piace anche adesso. Sì, mi Sì, piace. sì, tanto poi è invecchiata benissimo. Sì, sì. Senti, il futuro, puoi dirci qualcosa? Dove ti vedremo? Segreto? Allora, No, provini? forse una cosa non la posso dire. Infatti io preferisco stare zitta Brava, piuttosto che parlare e poi pentirmi che non potevo, che qualcuno mi fa il mazzo. Di sicuro a ottobre debutterò con uno spettacolo in teatro. Ah, bellissimo. È uno spettacolo a cui tengo molto perché parla di dinamiche umane durante periodi di guerra e quindi spero che faccia riflettere, diciamo. Bellissimo. Grazie mille. Grazie mille a voi. Giorgia Fascia Corner. Grazie Giorgia. Grazie.